Sulla terraferma ormai l'emergenza-urgenza viene affrontata con due mezzi, l'ambulanza e l'automedica, proprio per ottimizzare e migliorare quelli che sono i servizi. È chiaro che in laguna bisogna adattare i mezzi, noi le idroambulanze ce le abbiamo, ci mancava quello che è l'equivalente dell'automedica. Abbiamo creato un mezzo identico all'automedica, quella che chiamiamo automedica, che in realtà sarebbe un veicolo di soccorso avanzato, che ha a bordo tutte le attrezzature. L'abbiamo riprodotto in termini di imbarcazione. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulla idromedica, un nuovo, anche nel nome, e innovativo mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso. Pensato, progettato e realizzato dotandolo delle necessarie strumentazioni per la specificità di questo territorio. Questa è una barca veloce con a bordo solo il pilota medico-infermiere e tutte le attrezzature che servono per portare l'ospedale dal paziente. Maggiore rapidità di intervento, maggiore versatilità, non leghiamo il medico al paziente, ma se il paziente non ha bisogno di lui, il medico torna disponibile per fare altre cose mentre il paziente viaggia in ambulanza. Oggi possiamo, anche sulla base del triage che viene fatto in centrale, orientare quello che è l'intervento, salvo poi intervenire nel momento in cui se ne renda la necessità anche col medico, se effettivamente di questo c'è bisogno. Oppure nel momento in cui un medico interviene con un'idroambulanza, se c'è la necessità di una sua competenza da un'altra parte, può utilizzare questo mezzo che è veloce per essere trasportato ed intervenire a soccorrere qualcun altro. Essendo la laguna una realtà molto ampia, la possibilità di arrivare in fretta in ogni punto della laguna stessa, diciamo, onoriamo quel nostro motto, cioè non lasciamo indietro nessuno, e quindi offriamo a tutti la stessa opportunità. La nuova idromedica è stata realizzata in 2 esemplari con un investimento di quasi 400.000 euro. È in grado di intervenire ovunque, viaggiando anche in condizioni di estrema bassa marea e soprattutto molto rapidamente. Quando abbiamo visto il bando dell'USL ci siamo accorti che questa barca doveva nascere con delle caratteristiche improntate sulla velocità, sulla possibilità di navigare in condizioni di bassa marea e di raggiungere nel minor tempo possibile l'eventuale paziente o zona dell'incidente. Sarà più veloce di un'idroambulanza perché un'idroambulanza arriva a 35 nodi, quindi intorno ai 60-65 all'ora, soprattutto quelle nuove motorizzate con motori di 270 cavalli. Questa arriverà sui 40 nodi e quindi quasi 80 all'ora. Proprio per questo dovremo essere molto attenti all'utilizzo e capire come funzionerà e si muoverà il mezzo in acqua.